siamo insieme con un amico e naturalmente da lui ci facciamo spiegare il perché questi nomi hanno differenti valori e differenti territori che rappresentano. Certo. Grazie Luigi. Niente, allora il Friularo è un vitigno a bacca rossa, ok? Clone del Raboso del Piave, e siamo a Padova, nella bassa padovana, quindi nella zona di Conselve, mentre il Friulano è esclusivamente un vitigno a bacca bianca e siamo in Friuli Venezia Giulia. Ecco, è giù. Avete capito? Uno intanto già il colore rosso, bacca rossa, l'altro oltretutto un'altra regione, bacca bianca, quindi è importante che facciamo chiarezza, non confondiamoci, no? Assolutamente. E siamo però in compagnia anche di un amico. Certamente. Davide Salmaso, tra altre cose amico, grande amico e anche enologo di Conselve, Cantine e Vigneti. Perché oggi qui presentiamo delle anteprime, siamo con una riserva. Assolutamente, abbiamo per la prima volta il Friularo 2011 di OCG e la riserva 2006. Il prodotto è passato ad hoc nel 2011, da DOC di OCG nel 2011 e finalmente con il primo imbottigliamento siamo riusciti a fregiarsi della denominazione garantita. È una cosa importante, siete qui proprio per quello, no? È una cosa importantissima perché significa elevare la qualità del prodotto, è un impegno che ormai tutti i soci che aderiscono al progetto Ambasciatore, che è la linea alta della nostra cantina, aderiscono a determinati caratteri di qualità, quindi basse quantità ettaro, caratteristiche del vigneto che la cantina richiede da disciplinare e poi una vinificazione molto restrittiva e molti anni di invecchiamento. Perché qui bisogna sfatare dei luoghi comuni, no? Perché sicuramente il Veneto è una patria di grandi rossi importanti e non facciamo i nomi ma li sappiamo, e spesso le zone un po' diciamo della bassa vengono un po' snobbate, no? E invece non è così. Specialmente in questi tempi. Specialmente in questi tempi dove la cavalcata dei vini bianchi negli ultimi anni ha portato un po' alla perdita su determinate zone delle uve rosse, la nostra zona ancora si fregia di una buona quantità di uve rosse, tra cui la Merlot in primis, però soprattutto il Friularo. Anche perché sono vini che si prestano, dacci anche delle indicazioni degli abbinamenti cibo-vino, perché stamattina abbiamo visto parecchie cose interessanti. Qui abbiamo la possibilità di abbinare anche dei cibi importanti e quindi delle serate a casa, a cena, fuori, molto interessanti. Sì, allora diciamo che per quanto riguarda la DOCG 2011 Ambasciatore, avendo i 14 gradi e mezzo, notoriamente nell'abbinamento cibo-vino noi consigliamo sempre che la struttura del vino deve essere almeno paritetica a quella del cibo, insomma, ecco, quindi al di là di quello che può essere l'aspetto soggettivo, però direi che un brasato, un angus, una tagliata, un formaggio almeno 24 mesi stagionato o anche nella versione riserva, quindi con i 15 gradi di alcol, potremmo mettere anche un cioccolato, magari un 100%, un Gracaracca che è cacao, in modo da sgrassare, avendo questa alcolicità importante in entrambi i vini, diciamo. Poi io vorrei anche aggiungere un'altra cosa, no? Noi siamo a Padova e ovviamente facciamo riferimento alle nostre zone. Abbiamo la possibilità di acquistare questi vini sia direttamente in cantina sia nel punto vendita. Assolutamente sì, o si va. Ricordiamo anche dove. Sì, o in cantina, diciamo a Conselve, oppure nei punti vendita. Ecco, eventualmente si può venire anche o qui a degustare fino alle 8, perché ci siamo fino alle 8, o eventualmente anche a Padova, in Piazza Azzurri d'Italia, dove personalmente gestisco per conto e nome della cantina di Conselve il punto vendita storico dal 1970. Io ci sono da 2 anni, però ci tengo a ricordare che questo punto vendita è stato gestito da Alberto Romanato, grandissimo amico e attuale delegato AIS qui di Padova, insomma, ecco, quindi io posso solo che avere l'onore di portare avanti questo prodotto, ma non solo questo prodotto, per conto e nome della cantina, di cui insomma io ci tengo in maniera assoluta. Direi che tra l'altro è anche molto importante questa opportunità, perché abbiamo un professionista del settore che può spiegare il vino, può spiegare l'abbinamento, perché tu hai anche dei trascorsi importanti nel settore della ristorazione, e quindi anche per la cantina stessa è un'opportunità in più di vendere in modo consapevole il proprio vino. Assolutamente, oltre
a poterlo vendere presso i nostri punti vendita e associati. Le visite che facciamo regolarmente in cantina anche con l'associazione sommelier sono puntate ad aprire le porte in una zona dove cantine siamo forse gli unici insieme a altre 2 aziende, quindi non una zona vocata in numero di cantine ma vocata dal punto di vista viticolo, ma soprattutto far capire il prodotto in cantina e degustarlo in ambienti giusti e far capire al consumatore finale il valore del prodotto. Diamo un'ultima informazione che è importante, il sito, perché molti in qualche modo oggi con i telefonini eccetera hanno piacere di anticipare la propria visita magari visitando il sito. Sì, ci trovate al sito www.cantineiconserve.it oppure su Facebook il friularo.it, trovate anche il link. Oppure siete ancora in tempo, siamo qui fino alle 20 di questa sera, una bellissima giornata piena di sole, piena di degustazioni di food, degustazioni guidate, quindi chi ci guarda in diretta può ancora venire qui, posto ce n'è, vi aspettiamo. Grazie Luigi, Grazie buona a domenica. tutti e buona continuazione. Grazie a voi.